Salta per il momento la fusione tra ATP e AMT, il progetto di un'azienda unica ha ricevuto il no di Autoguidovie, socio di minoranza di ATP Esercizio. Si apre ora uno scenario incerto. Ancora fungaioli dispersi nell'entroterra, si tratta sempre più di ricercatori occasionali con poca conoscenza dei boschi. Ne parleremo lunedì sera in diretta dalle casermette del Penna. Iniziati gli interventi di riqualificazione dell'ex caserma della Forestale a Casarza Ligure. Diventerà sede della Croce Verde e di servizi sanitari per l'ASL 4, spesa complessiva 160.000 euro. È un nuovo inizio che il Signore ci chiede. Con queste parole Don Guido Perazzo si è rivolto alla comunità di Serra di Cicagna, di cui è diventato parroco al posto di Don Mario Moltedo. Trigoso e Farnocchia unite nel segno della pace. In occasione dei festeggiamenti patronali a Sestri Levante è rinnovato il gemellaggio con la piccola comunità toscana, esposto il tappeto della pace. Volontari in azione nei punti Coop Liguri per l'iniziativa Dona la Spesa, raccolti generi alimentari per le associazioni che si occupano di famiglie in difficoltà. Buonasera ai telespettatori di Tiguglio Oggi. Battuta d'arresto per il progetto di fusione tra ATP e AMT, l'operazione su cui molto punta il sindaco metropolitano Marco Bucci. A far saltare tutto per il momento l'assemblea dei soci in cui Autoguidovie, l'azienda privata, partner di minoranza di ATP Esercizio, ha votato contro la delibera. Il via libera era fondamentale. Cosa succede dunque oggi? Facciamo il punto. Sembrava una cosa ormai fatta e finita, ma è bastato un semplice no per mettere in crisi il percorso di fusione tra le due aziende del trasporto pubblico della città metropolitana di Genova, AMT e ATP. A far inceppare gli ingranaggi in moto ormai da più di un anno è stato il pollice verso del socio di minoranza dell'azienda Trasporti Provinciali. Nel corso dell'assemblea dei soci, quella che avrebbe dovuto ratificare l'intesa, Autoguidovie, la società di trasporti di Piacenza che opera in Emilia Lombardia e che detiene quote di ATP, si è tirata indietro e ha votato no alla fusione tra le due aziende. Un parere vincolante, il quale arriva dopo che invece l'assemblea di AMT, su mandato del comune di Genova e facendo seguito a sua volta alla delibera della città metropolitana, aveva espresso parere favorevole all'avvio del percorso. Le strade per uscire dal guado ci sono, fa sapere il sindaco dell'ente metropolitano Marco Bucci. Finora comune e città metropolitana non hanno messo sul tavolo il parere negativo dell'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione, circa la vendita nel 2016 di quote di ATP ad un soggetto privato senza gara, Autoguidovie appunto. Il primo cittadino genovese punta a far ritornare il trasporto in mano pubblica, questo per arrivare ad una gestione in-house del servizio senza necessità di gare. A suo tempo l'ANAC aveva quindi dato ragione a chi contestava la presenza di Autoguidovie in ATP, la quale vendere proprie quote non ha mai manifestato intenzione. Mettendosi di traverso però ad un percorso di fusione già deciso e avviato, Autoguidovie ha riaperto una ferita che a questo punto dovrà essere curata in qualche modo. Bucci infatti si è già detto disponibile ad un incontro con la società privata per trovare un'intesa. Per il presidente di ATP Esercizio il mancato via libera alla fusione non avrà nessuna ripercussione sul servizio garantito dall'azienda di trasporto. Secondo Enzo Sivori la strada dell'aggregazione tra le due realtà ATP e AMT è imprescindibile per dare loro una maggiore solidità sia dal punto di vista patrimoniale che da quello industriale. Parlare di possibili soluzioni al momento è prematuro, anche se la mediazione non si è mai interrotta. Ora gli enti sovraordinati valuteranno il percorso, probabilmente cercheranno di parlare ancora con il nostro azionista di minoranza e dopodiché si deciderà. ANAS ha rifatto le strisce sulla strada statale che attraversa l'abitato di Mezzanego, la 586, una lunga striscia bianca che per ora non tiene conto di alcuni attraversamenti verso i passi carrabili e che causa lamentele tra i residenti. Intanto il sindaco Danilo Repeto ha scritto ad ANAS per lamentare che a distanza di un anno dall'inizio della gestione non sono stati ancora fatti grossi miglioramenti sulla rete stradale. Gli sfalci dei cigli stradali non sono stati effettuati, scrive Repeto. Gli investimenti per il rinnovo dell'asfalto è stato fatto in parte e con grande ritardo, non c'è stato alcun intervento per la pulizia delle cunette e dei tombini né per la messa in sicurezza delle barriere stradali. Il primo cittadino chiede di superare anche questa situazione di stallo e di aprire un tavolo di lavoro tra ANAS e le comunità locali per il futuro della 586.
Si è smarrito in una zona impervia nei boschi di Caravaggio ed è stato costretto a richiedere soccorso dei vigili del fuoco di Rapallo. I pompieri sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 14, riuscendo a trovare la persona in difficoltà, rilevando le sue coordinate tramite WhatsApp. L'uomo, un escursionista sulla Trentina, è stato riaccompagnato dai vigili a ritroso per il sentiero. E la cronaca degli ultimi giorni parla anche di fungaioli dispersi nell'entroterra, e segno che sempre più ricercatori occasionali si avventurano nei boschi senza conoscere le più elementari regole di comportamento. Abbiamo sentito l'ispettorato micologico della ASL 4. Sentiamo. È aumentato negli ultimi anni il numero dei fungaioli occasionali, persone cioè che conoscono poco funghi e boschi ma vanno lo stesso all'avventura. A segnalarlo l'ispettorato micologico dell'ASL 4 che fa riferimento a dati statistici. D'altra parte, se la cronaca degli ultimi mesi parla di fungaioli dispersi, deceduti, feriti e multati, qualcosa di strano c'è. I raccoglitori occasionali, spiegano dall'ispettorato, sono coloro che si avventurano nei boschi seguendo la moda del momento e raccolgono tutto quello che trovano, peraltro aumentando il rischio di intossicazione. Non tutti li fanno controllare, o comunque, si chiedono gli ispettori della ASL, si riesce davvero ad arrivare a tutti? Sono sempre meno, dicono ancora, i fungaioli esperti, quelli di una volta, che conoscevano bene i boschi e sapevano quali funghi erano commestibili e quali no. Ora si porta via tutto, anche quelli velenosi, che è pure una contraddizione, oltre ad essere vietato. C'è un altro punto: credendo che con un cellulare in tasca si possa andare ovunque senza rischi, dicono dall'ASL 4, in realtà aumentano i pericoli, non solo perché non sempre si conoscono tutte le potenzialità degli smartphone e dei sistemi GPS, ma perché in alcuni casi, come si è visto di recente, un telefonino può non avere la linea o perderla in un determinato momento e luogo. Non basta dunque leggere libri sui funghi, articoli di giornale, per pensare di essere dei cercatori esperti. La legge del bosco va conosciuta a fondo, così come le regole di comportamento, alle quali i vari consorzi negli ultimi tempi stanno lavorando molto, ma che non sempre vengono prese in considerazione. I luoghi del Levante, presi maggiormente d'assalto, sono i boschi del Monte Penna, della Iona e dell'area bassa di Rezzoaglio, dove peraltro in questi ultimi giorni hanno ripreso a nascere i funghi. Perciò attenzione quando ci si trova tra gli alberi e in caso di dubbi sul raccolto, fondamentale è contattare l'ispettorato micologico. Questo tema sarà affrontato lunedì sera direttamente dalle casermette del Penna. Sarà l'occasione anche per parlare di come la Val d'Aveto affronta la nuova stagione turistica. Ospiti al rifugio i sindaci di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto, il gestore della Sky Area di Rocca d'Aveto, una guardia forestale e il presidente dell'ente parco e del consorzio del Penna. All'inizio della trasmissione su Telepace 1, canale 15, alle 21:10 in diretta. Le dipendenti che lavorano nella casa di riposo Casa Gianelli di Chiavari, riunite in assemblea, hanno deciso di scendere in piazza lunedì prossimo, 14 ottobre, alle 10 in largo Ravenna. Dopo anni di palese difficoltà della proprietà a gestire l'attività, tra cui la perdita della convenzione con la ASL e i continui rinvii nel pagamento delle retribuzioni, improvvisamente, senza nessun coinvolgimento del personale che responsabilmente in questi anni si è prodigato per rendere al meglio il servizio, si è deciso lo scioglimento della struttura con la messa in liquidazione della società Gianelli in Rete. Le lavoratrici chiedono che vengano pagati gli stipendi arretrati e che l'attività venga ceduta a soggetti imprenditoriali del settore in grado di gestire una struttura complessa quale una casa di riposo per anziani. E sono iniziati gli interventi di riqualificazione dell'ex caserma della Forestale a Casarza Ligure. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale la realizzazione di un piccolo polo sanitario con la nuova sede della Croce Verde e ambulatori al servizio delle persone meno abbienti. Il costo dell'opera si aggira intorno ai 160.000 euro. Siamo andati a vedere. In cosa consiste l'intervento? L'intervento consiste in una funzionalizzazione della vecchia caserma della Forestale, adesso in stato di disuso, per poter essere adibita a nuova sede della Croce Verde di Casarza Ligure, che era sino adesso in locali vicini ma diciamo meno idonei rispetto a quella che è una crescita che auspichiamo per questa realtà che abbiamo sul territorio e che è molto importante dal punto di vista, diciamo così, dell'aiuto che può dare ai nostri cittadini, del punto di riferimento che offre e di tutto quello che rappresenta un po' Croce Verde sul nostro territorio sostanzialmente. Quali sono i costi dell'operazione? Allora, l'operazione prevede un investimento totale tra le aree interne e le aree esterne, quindi tra l'investimento fatto su fabbricato e quello che verrà fatto sulle aree esterne, di circa 160.000 euro.
perché è prevista anche una riqualificazione della zona antistante in modo da ridare un po' di dignità a tutto quello che è il complesso di Villa Sottanis. Oltre alla sede della Croce Verde ci sarà un luogo dedicato all'AS 4 Chiavarese, dove si potranno fare dei servizi pubblici per la comunità non solo di Casarza. Noi pensiamo, ma stiamo contattando comunque la direzione dell'AS 4, di dare la possibilità alle persone indigenti di avere dei servizi all'interno di quest'area. Oltre alla nuova sede, come è possibile sostenere la Croce Verde? Sì, approfitto di questo spazio per dire che è in corso la raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza per i nostri militi, quindi sarebbe il nostro sogno quello di inaugurare il nuovo polo sociosanitario con la nuova ambulanza. Invito tutti coloro che hanno la volontà di fare questa buona azione a rivolgersi alla nostra Croce Verde in via Nuti 40. Scattano le multe da parte dell'amministrazione di Lavagna contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti, notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. In attesa dell'entrata in funzione del sistema delle telecamere, un cittadino virtuoso ha sorpreso in pieno giorno alcune persone che riversavano sacchi pieni di spazzatura in un luogo non idoneo. Il fatto è stato portato all'attenzione della Polizia Municipale, che grazie al lavoro degli ispettori ambientali è risalita ai responsabili. La sanzione è stata elevata a carico di una persona residente in un comune vicino. E ancora cronaca, uno straniero di 39 anni pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri perché è ritenuto l'autore della rapina impropria commessa all'interno di un supermercato di Seste Levante lo scorso 13 settembre. Ad accorgersi del tentativo di furto un maresciallo della compagnia sestrese, libero dal servizio e che aveva cercato di fermare il malvivente appena uscito dall'esercizio, ma quest'ultimo, prima di riuscire a fuggire, lo aveva ferito e aggredito. Le indagini degli uomini dell'Arma di Seste Levante sono partite immediatamente e grazie alle testimonianze e alla ricostruzione della dinamica con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza è stato possibile risalire all'identità dell'autore. L'uomo, fermato dai militari nella città di Genova dove è residente, dopo le formalità di rito è stato associato alla casa circondariale di Marassi, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che nei prossimi giorni darà corso all'interrogatorio di garanzia. La pagina diocesana adesso, questo pomeriggio nella parrocchia di San Bartolomeo di Cicagna ha fatto il suo ingresso Don Guido Perazzo, accompagnato dal vicario generale Don Stefano Mazzini. La comunità di Serra di Cicagna si aggiunge a quelle di Moconesi Alto, Ferrada, Cornia e Barbagelata, in cui Don Guido è già presente. Sentiamo. Sono stati molti i ringraziamenti che ha fatto Don Guido nel giorno del suo ingresso nella parrocchia di San Bartolomeo di Serra, accogliendo l'invito del Vangelo del giorno di rendere grazie, perché siamo sempre debitori rispetto ai doni che abbiamo. Il primo al Signore per il dono della fede, senza la quale questo cammino non sarebbe mai iniziato. Il secondo al Vescovo Alberto Tanasini, che ha scelto lui per servire questa parrocchia, permettendogli di aprire il proprio cuore ad una nuova comunità. Un ringraziamento anche a Don Stefano Mazzini, presente oggi come vicario, ma soprattutto guida e figura di riferimento nel suo percorso di fede. Gli ultimi ringraziamenti, su cui si è soffermato maggiormente, sono stati poi quelli ai suoi nuovi parrocchiani. Non leggo questo passaggio di vita sacerdotale per me come un peso che si aggiunge alle responsabilità e agli impegni che già ho, ma come un nuovo inizio che il Signore mi chiede, anzi che ci chiede. Un nuovo inizio che è un passo nuovo, un sentirsi sempre di più Chiesa, comunità, popolo in cammino. Anch'io ho un desiderio e un sogno che pongo nel cuore, che custodisco e che mi ha accompagnato in questa Eucaristia. È proprio che sia l'Eucaristia a custodirci uniti. Erano in molti fedeli riunitisi sulle alture di Serra per accogliere il nuovo parroco, felici di iniziare un percorso insieme e con il desiderio di farlo sentire a casa. Tante cose ci aspettiamo dal nuovo parroco, cioè che ci aiuti nel cammino fraterno soprattutto, che ci insegni, sappia guidarci a essere uniti, a collaborare tra di noi, a collaborare con lui, ecco, una guida. Siamo una comunità che è sempre stata unita e credo che questa unità ci sarà ancora col nuovo parroco perché essendo giovane credo che avrà voglia di raffrontarci con noi e noi daremo, come abbiamo già detto, tutta la nostra disponibilità per migliorare questa sua attività parrocchiale.
E Cicagna accoglierà il nuovo parroco Don Marco Gattorna domani pomeriggio alle 15. Don Marco, che manterrà la cura pastorale delle comunità di Orero, Pianezza e Soglio, diventerà anche parroco di Zerega. La parrocchia di Serra invece è stata guidata da Don Guido. La parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra celebra la solennità di Nostra Signora del Soccorso. Domenica mattina alle 9 la messa sarà presieduta da Monsignor Diego Coletti, vescovo emerito di Como, mentre alle 11 ci sarà la messa solenne presieduta dal vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Monsignor Coletti presiderà poi alle 16:30 il vespro e la processione lunedì 14 ottobre alle 20:45 la messa di ringraziamento. E lunedì riparte il cammino della visita pastorale alle comunità della diocesi di Chiavari. Il Monsignor Tanasini inizierà la visita all'ambito della Val Petronio. Il primo appuntamento è alle 20:45 nella chiesa parrocchiale di Casarza Ligure per un momento di preghiera e di ascolto delle parole del vescovo, che indicherà il senso della visita e del lavoro di ambito. Monsignor Tanasini incontrerà poi i sacerdoti il giorno successivo, martedì 15 ottobre alle 10 a Castiglione Chiavarese. E in occasione dei festeggiamenti patronali per Nostra Signora del Rosario si è saldato il legame tra Trigoso e Farnocchia, due frazioni dei comuni di Sesti Levante e Stazzema, unite da una storia di emigrazione e di lavoro. Nel giorno della solennità mariana, nel centro storico della parrocchia di Santa Sabina, è stata stesa una porzione del tappeto della pace. Vediamo. È un intreccio di storie quello che lega la comunità di Farnocchia nel comune di Stazzema in Toscana a Trigoso, frazione del comune di Sestri Levante. Sullo sfondo la seconda guerra mondiale e la lunga scia di distruzione e di povertà lasciata dal conflitto. In cerca di nuova speranza e di un lavoro, una delegazione di farnocchini nell'immediato dopoguerra raggiunse la città dei Due Mari per mettere a disposizione la propria abilità di minatori al servizio della costruzione di un nuovo tratto di ferrovia. Avevano bisogno qui a Santa Vittoria di un minatore e quindi avevano fatto una squadra, mio papà era tra questa squadra e è stato trasferito. Stando qui in questo paese, Santa Vittoria, ha conosciuto mia mamma, chiaramente si sono sposati e siamo nate noi 3 sorelle. Per altri il primo incontro con la realtà sestrese è stato più casuale. Per un'occasione anche lì improvvisata che doveva accompagnare una signora anziana, c'era mia moglie, ci si conobbe. Ha avuto il primo contatto con sua moglie? È stato col primo contatto con mia moglie. Poi lavoravo alla Fiat di Viareggio, essendomi avvicinato ebbi occasione di fare più visita. I farnocchini hanno partecipato alla festa di Nostra Signora del Rosario a Trigoso con l'accompagnamento musicale della Filarmonica Santa Cecilia di Farnocchia e con una porzione del grande tappeto della pace intessuto da un gruppo di volontari dell'Associazione I Colori della Pace, che hanno ricevuto quadrati di tessuto da 120 paesi di tutto il mondo. Questi quadrati di 50 x 50, sia diciamo con la lana, col cotone, ma anche con la stoffa, con qualsiasi cosa la fantasia delle donne avesse in mente, e in effetti è venuto fuori qualcosa di meraviglioso, perché colori e fantasia hanno avuto, diciamo così, la via libera. Vedete i tappeti, questa creazione qua che ha unito nel cucire tante donne e tante persone, proprio con l'intento di condividere la pace, che è la cosa più bella che ci sia al mondo. Andiamo adesso sul sito di Vatican News per un aggiornamento sulle vicende della Siria. La Turchia osservata speciale dopo gli attacchi in Siria, 4° giorno di operazioni militari della Turchia contro le basi kurde nel nord-est della Siria. Secondo Ankara sono stati eliminati 415 miliziani e occupati 14 villaggi. Intanto cresce la preoccupazione internazionale e a Washington si parla di sanzioni. La Turchia contro i curdi siriani definiti terroristi, ma anche contro la comunità internazionale che guarda con attenzione agli sviluppi della situazione. Nelle ultime ore le truppe americane si sono trovate sotto il fuoco dell'artiglieria turca nei pressi di Kobane, nel nord del paese, tanto che i militari americani hanno dovuto lasciare la zona. Gli USA protestano affermando che i militari turchi sapevano della presenza statunitense. Intanto oggi incontro del ministro degli esteri della Lega Araba al Cairo per una riunione d'emergenza dedicata proprio all'offensiva turca. Torniamo sul nostro territorio. Si è svolta nei punti Coop della Liguria l'iniziativa Dona la Spesa. I generi alimentari sono stati raccolti grazie alla generosità di molti e saranno destinati alle famiglie in difficoltà del territorio. Vediamo. Come sta andando questa mattina? Benissimo, benissimo. Prima di tutto perché le persone che stanno servendo sono gioiose
e quindi affrontano i clienti che vengono col sorriso. Quello che è importante è il sistema che abbiamo per portare questi alimenti alle famiglie, cioè noi non facciamo venire le famiglie a prendere gli alimenti da qualche parte, noi con i volontari portiamo a casa delle famiglie questo genere di aiuto, perché rende possibile conoscere altri bisogni che sono molto più profondi, importanti, sono di tipo educativo, sono di tipo sociale, e quindi l'andare nelle famiglie e creare una relazione è importantissimo. E voi date la borsa? Noi diamo la borsa, diamo la lista delle cose che loro possono comprare e poi la gente sceglie secondo le proprie possibilità. C'è un po' di tutto. L'olio, che è quello che danno un po' meno perché è quello più costoso chiaramente, e poi c'è il tonno, tutte le cose insomma di genere alimentare. Voi siete impegnati questa mattina? Lo faccio volentieri, anche se ero stanca, mal di schiena, però vengo per quello, perché va alle famiglie, anche perché si conoscono le famiglie alle quali poi va la spesa, perché c'è chi prepara i pacchi e poi dopo le consegna direttamente, per cui è una cosa sicura. Se tutti si degnassero di dare qualche cosa, magari ci sarebbe gente che starebbe un po' meglio e che ne ha bisogno effettivamente. Chi ha bisogno bisogna aiutarlo, in quel poco che si può, perché con una pensione sola, però bisogna aiutarci, se non lo facciamo noi chi lo fa? I temi della cultura, adesso si chiama Mori l'esposizione di ritratti e disegni realizzati dall'artista Eugenio Feresini. Le opere sono in mostra sia al Museo del Damasco di Lorsica, sia almeno fino a domani nello spazio espositivo Casoni di Chiavari. Siamo andati a vedere. Questo voglio che diventi di nuovo uno spazio non soltanto espositivo ma anche di creatività e di sviluppo della città, che in questo momento sta perdendo molti punti di aggregazione, ci dispiace molto. Noi li dobbiamo sostituire. La piazza come luogo di incontro, amicizia, ma anche di creatività. È quello che l'intagliatore Franco Casoni ha voluto ricreare nel suo spazio espositivo di Piazza San Giovanni a Chiavari. Qui da diverso tempo trovano ospitalità artisti locali e non solo, che hanno la possibilità di far conoscere il loro lavoro. Ultimo, in ordine di tempo, è stato il giovane architetto e disegnatore Eugenio Feresini, toscano di origine, ma che ha scelto il Tigullio come nuova residenza per vivere insieme alla sua famiglia. I suoi ritratti, nella mostra intitolata Mori, oltre ai tratti vogliono raccontare le storie che stanno dietro ai volti disegnati. La mostra è interessante, in questo momento di grandi dramma che su quello che succede nel Mediterraneo, l'ha voluto intitolare Mori, perché una parte è qui, si trova da me, e una parte è su a Lorsica nel Museo del Damasco e durerà fino a tutto gennaio. Quindi è un motivo per vedere questa persona che ha ritenuto di portare questo problema al di là del discorso partitico, politico, che è una cosa inutile, è un dramma epocale, però lui ha voluto ritrarre questi visi che poi in sostanza sono visi anche, diciamo, che testimoniano una civiltà che ci è molto vicino. L'espressione di un volto spesso è più sincera delle parole che si dicono e questa sincerità poi mette la luce delle interpretazioni su quello che in definitiva è la storia di una persona. E non c'è solo l'aspetto di trasmissione di quelle che sono le sensazioni più intime, più personali, ma anche più vere riguardo al proprio passato, ma c'è anche l'aspetto dell'interlocutore che interpreta un attimino questo sguardo e può farsi una sua idea anche su quello che può essere la storia del soggetto rappresentato. Questa è la cosa che mi piace, è una sorta di indagine sostanzialmente. Rappresentare un volto e lo sguardo è indagare un pochino l'anima di questa persona. La squadra di beach volley del Liceo Marconi del Pino di Chiavari, composta da Simone Podestà, Federico Tomà del Liceo Scientifico ed Enea Figini del Liceo Scienze Umane, ha conquistato la medaglia d'argento ai campionati studenteschi mondiali di beach volley categoria maschile 2001-2002 che si sono svolti in Sicilia a San Vito Lo Capo dal 3 al 10 ottobre. Sono state 17 le delegazioni provenienti da tutto il mondo che hanno partecipato alla Kermesse internazionale. I giovani atleti del Tigullio sono stati sconfitti solo in finale dal Brasile. Nel corso della cerimonia finale è stata premiata tutta la delegazione Italia, la quale ha ricevuto il premio Fair Play, incarnando i valori dell'etica sportiva e del rispetto avuti per tutto lo svolgimento del torneo. E adesso in chiusura uno sguardo agli appuntamenti in agenda per la giornata di domani. Vediamo.
Appuntamenti in agenda per domenica 13 ottobre. A Borzonasca, in piazza Severino, dalle 8 alle 12 ci sarà una raccolta di sangue con autoemoteca organizzata dalla sede Avis comunale di San Colombano Certennoli in collaborazione con l'Avis comunale di Genova. Chiavari ospita il mercatino dell'antiquariato. Le bancarelle saranno allestite nel centro storico dalle 8 alle 20. Negli stessi orari in piazza Mazzini si terrà l'iniziativa Artisti in strada. 11ª edizione dell'esposizione Patate dal mondo, allestita dal Consorzio della Quarantina nel centro visite del Parco dell'Aveto di Rezzoaglio. Oltre all'esposizione sarà presente quest'anno anche una mostra di quadri a tema. È aperta dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Alle 9.45 a Sestri Levante, nella sala Carlo Bo di Palazzo Fasce in Corso Colombo, si terrà la cerimonia di premiazione della 7ª edizione del premio letterario di novelle Mirella Ardi con il patrocinio del Comune. Ultima giornata della 3ª edizione di Libri in Baia al convento dell'Annunziata di Sestri Levante. La Kermesse Libraria propone quest'anno workshop e incontri con autori oltre alla fiera che resterà aperta dalle 10 alle 20. Scopriamo Chiavari dalle 10 con ritrovo nella zona del Lido, escursione alla scoperta dell'oasi faunistica dell'Entella, occorrono scarpe da trekking. Al rifugio delle casermette del Monte Penna a Santo Stefano d'Aveto si corre la seconda ecomaratonina Foresta del Penna, corse non competitive di 20 e 13 km, partenza alle 10. Il Circolo Polisportivo di Mezzanico organizza la tradizionale Fiera degli Angeli. Bancarelle allestite dalle 10. Nel pomeriggio dalle 15.30 saranno distribuite gratuitamente le caldarroste con intrattenimento dell'orchestra di Diego Sanguinetti. A Gattorna di Moconesi, 35esima mostra del fungo, Sagre della Ballotta. Dalle 10 alle 22 sarà visitabile la mostra micologica, alle 12 e alle 19 apertura degli stand gastronomici, alle 15.30 e alle 21 musica dal vivo con l'orchestra Davide Aramini. A partire dalle 10 nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure si svolgerà la prima parte della cerimonia conclusiva della 42esima edizione del Premio Letterario Internazionale Santa Margherita Ligure Franco del Pino 2019, che ha visto quest'anno la partecipazione di ben 826 poeti, scrittori, artisti e fotografi da tutta Italia. In occasione delle giornate FAI d'autunno dalle 10 alle 18 i ragazzi del gruppo giovani e la delegazione Portofino Tiguglio apriranno alle visite il golf di Rapallo. Come ogni domenica, dalle 10 alle 12 è aperto nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari il Museo Diocesano. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 nel foyer dell'Auditorium San Francesco di Chiavari è aperta alle visite la mostra fotografica allestita in occasione del primo concorso Città di Chiavari. La storia di Argilla, l'elastica terra Arzilla, viene proposta dal Museo Archeologico di Chiavari. L'iniziativa è rivolta ai bambini dai 4 ai 12 anni, si inizia alle 10.30. Castagnata e gare di torte al Parco delle Fontanine di Rapallo, la manifestazione inizia alle 14.30. Una giornata da archeologo la propone il Museo di Sestri Levante, dalle 15 laboratorio didattico dedicato ai bambini tra i 5 e i 12 anni. Il Comitato di Lavagna della Croce Rossa inaugura un nuovo mezzo, dalle 15 in piazza San Michele ci sarà la benedizione e il taglio del nastro per una nuova ambulanza. Alle 17 inaugurazione di un nuovo defibrillatore al Parco Talassano di Corso Millo a Chiavari. L'apparecchio è stato donato dall'Entella Club Mondo Piccolo Andrea Paroni. Alle 18.30 nell'Auditorium San Francesco di Chiavari si esibiranno Domenico Ermirio al violoncello e il folk Grasbeck al piano, musica di Holst, Sibelius, Grieg e Frank. Appuntamenti in agenda per lunedì 14 ottobre. Per i corsi di cultura di Chiavari dalle 16 nella sala Livellara di Via del Pino, Silvana Rigobello terrà la conferenza La Buona Borghesia, Achille Giovanni Cagna, Alpinisti Ciabattoni. Fantasticamente, letture animate e laboratorio alla Biblioteca Comunale Fasce Rossi di Sestri Levante dalle 16.30 alle 17.30, incontri e racconti dedicati ai bambini dai 3 ai 10 anni e ai sognatori di tutte le età. L'agenda di Telepace chiude questa edizione di Tigugli Oggi. L'informazione torna lunedì mattina alle 7.30 con la nostra rassegna stampa continua. L'informazione sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e buona domenica.